Segal del Veneto, l'Unione Veneta Bonifiche e i relativi consorzi che operano nel territorio dei Galli, il Comune di Padova, sono partner di un progetto che si candida per buone pratiche di sviluppo sostenibile per la sicurezza alimentare in occasione di Expo 2015. Il progetto si chiama Le vie della bonifica, itinerari lenti tra passato, presente e futuro, e vuole essere un'opportunità per questi territori che sono così ricchi sia di emergenze storico-architettoniche che ambientali, che di prodotti che possono permettere appunto ai turisti del futuro di considerare i nostri territori destinazione turistica. Il progetto nasce da un'idea di far sistema, e quindi idea che già ovviamente è propria dei Gala del Veneto, ma anche di far sistema di un'area vasta che è stata interessata dalla bonifica a partire ancora dal Medioevo, ma soprattutto durante la Repubblica di Venezia, e che ha permesso ai nostri territori di riscattare terreni che prima erano paludosi per diventare terreni invece fertili e produttivi, tanto che la maggior parte dei prodotti a marchio sono proprio presenti nei nostri territori, ma aggiungendo anche un'ulteriore ricchezza che sono le ville venete, unico esempio nel mondo di ville che nascono all'inizio proprio come vere e proprie fattorie, come impresa agricola. Il nostro è un territorio quindi che offre grandi opportunità, ed è per questo che il sottotitolo si chiama Itinerari lenti, legati al presente, passato e futuro, perché sul futuro noi appunto puntiamo come destinazione turistica. Acqua, prodotti, storia, cultura, paesaggio, sono questi quindi gli elementi che caratterizzano il nostro progetto, che è un progetto che punta appunto alla sostenibilità del turismo e nello stesso tempo alla sostenibilità anche delle risorse che noi gestiamo. L'acqua come elemento fondamentale che nel futuro creerà sempre più problemi, e il nostro territorio purtroppo ha subito negli ultimi anni, proprio per i cambiamenti climatici, anche esondazioni e quindi perdita di patrimonio. Quindi l'obiettivo di questo progetto è far emergere tutte quelle che sono le caratteristiche di questo territorio per poterle far diventare, far riconoscere come risorsa da curare, da gestire per il futuro dei nostri figli.